Tornano nell'ottava di Pasqua i solenni festeggiamenti in onore di San Vincenzo Ferreri a Sora. Giovedì 9 aprile nella chiesa di San Vincenzo Ferreri è iniziato il triduo di preghiera con la celebrazione della Santa Messa, officiata dal parroco Monsignor Francesco Cancelli, a cui hanno preso parte anche il sindaco del comune di Sora, Luca Di Stefano, ed alcuni rappresentanti delle famiglie Guglietti e De Gasperis, originarie della zona ma residenti in Canada, e tanti fedeli della comunità di San Vincenzo Ferreri. Al termine della celebrazione, animata dal coro della chiesa di San Vincenzo, diretto dai maestri Andrea Gismondi e Monica Camerota, è stato presentato alla comunità il libro sulla chiesa di San Vincenzo Ferreri. Ad esprimere un sincero ringraziamento agli italo-americani ed in particolare alle famiglie Guglietti e De Gasperis, Vincenzo Pagliaroli, che ha ripercorso il lungo e complesso iter che ha portato al restauro ed alla riapertura della chiesa di San Vincenzo Ferreri. Noi Comitato San Vincenzo Ferreri e tutta la comunità dobbiamo ringraziare con tutto il cuore i benefattori canadesi, in particolar modo la famiglia Guglietti e la famiglia De Gasperis, che hanno ridato luce in questa chiesa e in più hanno scritto la storia presentando questo libro della chiesa di San Vincenzo, e noi siamo onorati di tutto quello che stanno facendo per noi e li ringraziamo con tutto il cuore. Sono qui ad accogliere la famiglia Guglietti e De Gasperis, che hanno contribuito al restauro di questa importante chiesa nella comunità di San Vincenzo Ferreri, dove questa comunità è legatissima a questa famiglia italo-canadese che è molto presente qui nella nostra città. In questi anni, nel mio mandato, tante sono state le volte sia in Canada che in Italia in cui ci siamo trovati. Ecco, rafforzare questo legame è sempre importante per le nostre comunità e per parlare anche di sviluppo che ci può essere in entrambi i nostri paesi, e per questo voglio ringraziare fortemente non solo la famiglia De Gasperis Guglietti ma tutto il Comitato di San Vincenzo Ferreri, che è sempre attento a queste dinamiche. Un legame forte per le famiglie Guglietti e De Gasperis e tanti altri italo-canadesi che hanno voluto compiere un gesto di amore verso la terra di origine. Yeah, our family's always been very dedicated to the church and to. La famiglia Guglietti De Gasperis è sempre stata legata a questa chiesa, è una cosa che parte dai genitori, dai nonni, il ricordo è rimasto vivo benché siano andati molti anni fa in Canada, e per questo motivo quando nel 2013 poi col terremoto la chiesa è stata dichiarata inagibile e si è reso necessario un intervento importante, la famiglia e loro in primo luogo si sono messi, diciamo così, a disposizione e hanno preso l'iniziativa di raccogliere i fondi e di sensibilizzare le persone in Canada affinché fosse possibile il restauro integrale della chiesa e riconsegnarla oggi alla comunità, a cui rimangono comunque sempre legati. È stato uno sforzo collettivo, uno sforzo che tutti hanno voluto, anche perché il ricordo e il culto di San Vincenzo è tuttora vivo in Canada, a Toronto, e quindi questa sensibilità rimane nel tempo e nei luoghi e nello spazio. È stata molto importante per i nostri genitori e per i nostri nonni, e è stata qualcosa che abbiamo fatto con cuore. Il volume racconta la storia della chiesa di San Vincenzo Ferreri e la grande generosità degli italo-americani, delle famiglie Guglietti e De Gasperis, che hanno acquistato, restaurato e donato alla parrocchia di Valle Radice ed all'intera comunità la chiesa di San Vincenzo Ferreri. Questa sera c'è stata questa celebrazione, al termine della quale si è presentato anche un libro su questa chiesa di San Vincenzo che porta tantissime notizie, ne racconta la storia, oltre a far riferimento poi anche alla vita del santo, e quindi è una pubblicazione che aiuterà soprattutto le nuove generazioni a conoscere, perché è importante conoscere le proprie radici. Giovanni Paolo II diceva che non dobbiamo tagliare le nostre radici perché altrimenti l'albero secca, quindi conoscere le nostre radici, alimentarsi da questa storia, alimentare la propria cultura,
oltre che la fede nella partecipazione alla vita ecclesiale. E quindi un ringraziamento sincero, grande da parte mia come parroco al carissimo Silvio Guglietti e agli altri parenti che questa sera hanno presenziato a questa celebrazione per la presentazione del libro, nonché al sindaco di Sora, il carissimo Luca Di Stefano, e al già sindaco di Sora, ex sindaco di Sora, il dottor Ernesto Tersigni, e a tutta la comunità di San Vincenzo in una grande comunione di affetto, di fraternità anche con le comunità di Toronto. E un ringraziamento ancora va a quanti hanno organizzato e permesso questa manifestazione, dal comitato che cura la Chiesa, un comitato di giovani sostanzialmente che sono cresciuti da quando qui io sono parroco, e citare anche Vincenzo Pagliaroli, che è lui che tiene un po' le fila della situazione tra questa nostra comunità e la comunità di Toronto. Quindi un grazie a tutti con i migliori auguri, che San Vincenzo ci protegga sempre e soprattutto interceda per la pace nel mondo. Grazie.